12 casi in altrettante scuole del Veneto distribuite in diverse province. È l'assessore regionale Elena Donazzan a dare le dimensioni allo stato attuale della mancanza di insegnanti di sostegno che ha costretto gli istituti in questione, una scuola media e 11 elementari, a chiedere alle famiglie di tenere a casa i figli disabili perché in classe non c'era nessuno che poteva occuparsi di loro. Proprio Donazzan aveva sollevato il problema riportando la preoccupazione delle famiglie e attaccando il ministero per non aver risolto per tempo un disservizio prevedibile. Sto verificando con l'ufficio scolastico regionale la portata del problema, che pure avevo evidenziato già da qualche mese, afferma l'assessore, ma il fatto più grave, oltre all'assenza di insegnanti nell'organico di diritto, è la soluzione prospettata, ovvero di indurre le famiglie a tenere i loro figli a casa. Quando aveva sollevato il problema, Donazzan aveva fornito dei dati già di per sé significativi. Dei 7.821 insegnanti mancanti, 2.284 erano proprio figure di sostegno e le province più in sofferenza risultavano essere Vicenza, Venezia e Treviso, dove mancavano rispettivamente 547, 440 e 282 persone. Cifre che tuttavia non giustificano l'aver lasciato a casa gli alunni senza insegnante. Donazzan parla di soluzione inaccettabile. Da parte mia, conclude, ho coinvolto il presidente del Veneto perché ritengo che questo sia un problema da affrontare ai massimi livelli istituzionali. I sindacati sono scettici sulla veridicità della scelta compiuta dai dirigenti scolastici e chiedono di conoscere i nomi delle scuole che non avrebbero accolto gli alunni, ribadendo che il problema della mancanza di maestri e professori è noto, come hanno denunciato anche loro da anni.